Politica, Villafranca Padovana prosegue oggi la 2 giorni organizzata dal Partito Popolare del Veneto dal titolo La Casa dei Moderati. Tema dell'incontro inaugurale di ieri sera la crisi e la necessità di semplificare, presenti sindacati, categorie economiche e soprattutto sindaci del territorio che hanno portato le loro istanze sul dramma della burocrazia. Sul palco il ministro per la semplificazione Gianpiero D'Alia e il senatore dell'UDC Antonio De Poli. Sentiamoli sul futuro dei movimenti di centro dopo le dimissioni dell'ex premier Monti. Io credo che stia succedendo in generale qualcosa di importante per il Paese, nel senso che si va a un cambiamento del sistema politico che è necessario perché è finita una stagione della cosiddetta Seconda Repubblica e oggi i moderati italiani, che sono tanti, sono la maggioranza del nostro Paese, sono in deficit di rappresentanza politica e va costruito un nuovo soggetto politico che possa interpretare questi bisogni e questi interessi. E quindi io penso che tutto quello che sta succedendo sia positivo e sia utile per il Paese. Il PPE sta attraversando un periodo di trasformazione, nulla sarà più come prima si suppone. Quali ricadute ci potranno essere sul Veneto, sul governo che c'è attualmente? È chiaro che si cerca di aggregare tutte quelle forze, dal PDL, lo stesso PD, a tutti gli altri che nell'area di centro e tutti quelli che non hanno votato vogliono la concretezza rispetto ai slogan e alle parole che sono state spese negli ultimi anni. Una nuova democrazia cristiana? Diciamo che principi e valori, ma la storia ci serve, ma noi dobbiamo guardare avanti. Un partito popolare che guarda con attenzione oggi ai bisogni dei nostri territori e alle risposte della gente che oggi è senza lavoro e delle nostre aziende che stanno chiudendo.